Cari concittadini, siamo qua per parlare, come si diceva nel messaggio precedente, delle nuove misure che sono state introdotte con l'ultimo DPCM per quanto riguarda nello specifico i centri benessere, i servizi alla persona, quindi parrucchieri e estetiste, e i servizi di ristorazione. Un pacchetto di misure che inizierà dal 14 ottobre, quindi da mezzanotte di oggi, il 13, e che rimarranno in vigore fino al 13 novembre. Le novità più grandi, anzi meglio dire le restrizioni più grandi, vengono inserite ed individuate per quanto riguarda il settore della ristorazione. Quindi vado a leggere il comma relativo al settore della ristorazione che recita: le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono consentite sino alle ore 24 con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, ovviamente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Allora, cosa cambia qua? Cambia che bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e pub hanno l'obbligo di chiudere alle ore 24 ed hanno l'obbligo di servire solo al tavolo dalle ore 21 alle ore 24. Resta comunque prevista anche la ristorazione da asporto, però non è possibile consumare nelle vicinanze dell'attività dopo le ore 21, quindi non è possibile comprarsi una pizza da asporto in una pizzeria, faccio un esempio, o un gelato o un pasticcino in una pasticceria, sedersi su una panchina e consumare questo dopo le ore 21. Quindi il cambiamento principale, le limitazioni principali riguarda la chiusura, che deve essere fatta tassativamente alle ore 24, e il divieto di consumare in piedi nelle adiacenze, nelle vicinanze, dalle ore 21. Quindi fino alle 21 si può consumare l'aperitivo anche stando in piedi davanti al locale, ovviamente evitando assembramenti con tutte le norme previste, mentre dalle 21 alle 24 si può consumare solo ed esclusivamente seduti al tavolo. Per quanto riguarda i centri benessere, leggo sempre il comma in modo da essere il più chiaro possibile: le attività di centri benessere, di centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa, di centri culturali e dei centri sociali sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili. Quindi queste attività continuano per il momento ad essere svolte regolarmente. Ovviamente nel regolarmente intendo applicando tutti i protocolli previsti che i gestori stanno già attuando. Per il momento quindi per questa attività tutto continua a funzionare come è già successo in questi mesi. Per quanto riguarda invece le attività di commercio al dettaglio, anche sulle attività di commercio al dettaglio continua bene o male a funzionare come previsto. Difatti il DPCM recita: le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, ovviamente seguendo i protocolli e le linee guida previste. Quindi anche per le attività commerciali al dettaglio non cambia molto rispetto a quanto previsto prima, anzi sostanzialmente rimane tutto come prima, quindi obbligo della mascherina, distanziamento sociale ed evitare gli assembramenti. Stessa cosa vale quando si parla di attività come i servizi bancari, finanziari, assicurativi e le attività del settore agricolo. Per queste particolari attività si recita il DPCM: restano garantiti
nel rispetto sempre delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari e assicurativi, nonché le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Quindi anche per queste attività rimane sostanzialmente tutto come è già adesso. Un'altra attività che continua a svolgere la propria attività, scusate la ripetizione, in maniera come viene già fatto adesso, riguardano le attività inerenti ai servizi alla persona, quindi scusate, parrucchieri e estetiste, che sono consentite a condizione che le regioni e province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità allo svolgimento. Quindi, come vedevamo prima, sui centri benessere, come per i centri benessere, rimane tutto come adesso. Queste sono le novità principali che sono state introdotte, le limitazioni principali che sono state introdotte con questo nuovo DPCM, che vi ricordo entrerà in vigore dal 14 ottobre, quindi da domani, dalla mezzanotte di oggi per capirsi, fino alla mezzanotte del 13 novembre. Io vi ringrazio per l'attenzione, so che sono stato un po' lungo, però il materiale, la carne al fuoco è tanta, e se ci saranno nuovi aggiornamenti o nuove questioni ci rivedremo con un puntuale messaggio, avviso, insomma, per farvi sapere quali saranno le eventuali novità. Grazie a tutti per l'attenzione e al prossimo appuntamento.